direi che innanzitutto questa è la dimostrazione che i ragazzi si sono fatti le unghie. Giorgio diceva sempre i miei ragazzi devono farsi le unghie, quindi Thomas, Elisa e Cristian se le sono fatte veramente. Codrino nell'alveo, nella strada, a seguire la strada segnata dal papà, e questa operazione non solo la manifestazione ma aver pensato alla beneficenza a Vallare è la dimostrazione dell'amore per il Veneto e per i Veneti. Grazie signor Ministro. Mariangelo Foggiato, un ricordo di Giorgio. Giorgio non si può definire in una parola sola, entusiasta, uomo soprattutto libero. Io l'ho conosciuto come una persona libera che non aveva paura di nessuno, aveva il coraggio delle proprie idee, un uomo secondo me indimenticabile anche dal punto di vista politico. Oggi sulla scena politica non si trovano uomini che abbiano lo stesso coraggio e la stessa libertà soprattutto. Non aveva paura di compromessi e non accettava compromessi con nessuno. Noi vogliamo continuare nel nostro piccolo, con le nostre forze, ma non ci arrenderemo mai. Se c'è da morire in trincea, come diceva lui, moriremo in trincea e moriremo in piedi, però combatteremo fino all'ultimo. Combatteremo fino all'ultimo, moriremo in trincea. Abbiamo in linea Diego Cancian che invece ha abbandonato Progetto Nord-Est per andare con il movimento dei siciliani delle autonomie. Consigliere Cancian, lei non c'era all'abbraccio per Giorgio, è andato fuori da Progetto Nord-Est, come mai? Buonasera a tutti intanto. Buonasera. Io sono uscito da Progetto Nord-Est che non è più Progetto Nord-Est di Giorgio Panto, è un'altra cosa, e quindi quando le cose cambiano, le finalità cambiano, i modi di essere cambiano, le persone che hanno un'idea e un modo di comportarsi sono libere di scegliere di fare altre cose. Ma lei è andato col movimento dei siciliani che aveva criticato tante volte nelle mie rubriche, lei? Io continuo a criticare i siciliani intesi come privilegi dei siciliani. Certamente, continuo a criticarli anche adesso, tant'è che l'MPA, che è il Movimento per le Autonomie, non è il movimento dei siciliani, è un movimento nazionale che è nato da un'idea in Sicilia, adesso c'è anche in Veneto, c'è in Lombardia, in Emilia Romagna, si chiama Movimento per le Autonomie Veneto, Lombardo, quant'altro, e parla di 20 regioni a statuto autonomo. Vedremo cosa dirà Foggiato, perché ha detto che lui continuerà a difendere la linea di Giorgio Panto e morirà in trincea. Allora volevo dirle, sa che io faccio le cose frizzanti, lei voleva attaccare la Lega sul termovalorizzatore di Verona. No, io non so se voglio attaccare la Lega, io penso che fare un termovalorizzatore a Verona spendendo 120 milioni di euro con un progetto di finanza che poi alla fine pagheranno metà lo Stato e metà i cittadini di Verona con i loro risparmi sulle tasse, lo trovo sciocco, visto che esiste la possibilità di fare un impianto di riciclaggio. Ne abbiamo un esempio a Vedelago, non a New York, a Vedelago. Che sa perché, consigliere, le dico? Perché siccome Leonardo Muraro e la Lega del Veneto stanno facendo una crociata contro i termovalorizzatori di Iselea di Mogliano Veneto, in Friuli Venezia Giulia invece la Lega è a favore dei termovalorizzatori. E allora non capisco più da che parte in una regione sono a favore, nell'altra sono contro. Bisogna dirlo alla gente, perché qua bisogna che la linea sia unica, o a favore o contro. Il problema è che quando si parla di 120 milioni di euro con una rendita di 30 milioni di euro all'anno per 25 anni, che vuol dire 750 milioni di euro, lei capisce che sono cifre che fanno cambiare opinione a molti, perché quando girano così tanti soldi non si sa mai perché, ma c'è sempre qualche persona che sta un po' meglio. Bene. Grazie consigliere Cancian del Movimento dei Siciliani per le Autonomie. No, Movimento per le Autonomie Veneto si chiama. Veneto, però è nato dai siciliani. Ma I capi dei siciliani mi pare. Anche il Trentino Alto Adige c'è, I siciliani e il Trentino Alto Adige. Bene. Sì. Grazie consigliere, grazie, Prego. ne vedremo delle belle.